Ed è buongiorno, benvenuti, bentrovati a questo nuovo appuntamento di Io Compro Siciliano Live. Il nostro appuntamento quotidiano delle 12 dal lunedì al sabato per condividere insieme a voi identità, qualità, provenienza, quella che sono le idee, i concetti, i progetti di Io Compro Siciliano. Dichiaro aperto il weekend. Oggi è venerdì 31 luglio e tra l'altro oggi è anche ultimo giorno del mese di luglio, quindi andiamo dritti verso questo nuovo mese. Andiamo dritti sempre con delle idee e soprattutto condividendo quelli che possono essere progetti, ma anche consigli, perché sapete che Io Compro Siciliano vuole essere anche un sostegno, un suggerimento per quelle che sono le vostre attività aziendali e imprenditoriali. Sapete tra l'altro che al venerdì e al sabato con due speciali appuntamenti con la rubrica Chiedimi pure. Al venerdì a cura di Giuseppe Giorgianni, il dottor Giorgiani è uno dei tre fondatori di Io Compro Siciliano, esperto in internazionalizzazione ma anche digital innovation, e oggi parleremo proprio di consigli alle imprese per quello che sarà questa risposta ad un amico, ad un utente di Io Compro Siciliano che chiede proprio suggerimenti su come poter entrare in quello che è il mercato internazionale. E poi ancora la rubrica Chiedimi pure, invece al sabato, a cura di Davide Morici, esperto invece in turismo, in spettacolo, in accoglienza, e quindi domani avremo appuntamento con Davide Morici, insieme al dottor Giorgiani e a Francesco Caravello, sono appunto i tre fondatori, i tre founder di Io Compro Siciliano. Continuiamo a camminare velocemente insieme ad ognuno di voi e quindi permettetemi come sempre di iniziare con il nostro grazie 249.279 volte grazie, grazie sempre, grazie ancora. Continuiamo a raccogliere i vostri suggerimenti, quelli che arrivano a info@iocomprosiciliano.com, e continuano sempre ad arrivare novità nel mondo di Io Compro Siciliano. Sapete, proprio ieri siamo stati chiamati dal Milan Urban, ne abbiamo parlato del Milan Urban, questo progetto internazionale sul food policy che coinvolge oltre, adesso siamo arrivati a 230 città nel mondo, Milano capofila, anche la Sicilia ne fa parte, e sono 230 città nel mondo, da New York a Dubai, per parlare proprio di quella che è la rivalutazione dei prodotti, dei territori, la biodiversità, l'attenzionare quello che è ormai un grande equilibrio fra l'ambiente e l'uomo. Proprio ieri siamo stati chiamati ufficialmente per partecipare a questo webinar, il primo in Italia, per parlare di città a tutto porto, e quindi come sollecitare, come spronare, con quali iniziative intervenire in queste città marinare. Le quattro città erano Livorno, Ancona, Genova e Palermo. Davide Morici ha partecipato come founder di Io Compro Siciliano, e quindi siamo felici ancora una volta di portare avanti le idee che diventano concetti, concetti che diventano progetti. Proprio in questi giorni, sapete, porteremo ufficialmente il nostro marketplace a marchio Io Compro Siciliano, il più grande marketplace del prodotti made in Sicily, che esprimono questa grande qualità, identità, questo lifestyle, questo nuovo stile di vita del brand siciliano. E poi ancora il portale del turismo, sempre a marchio Io Compro Siciliano, che è il siost.it, la nostra card, la Sicily City Card, sotto forma di app, che permetterà a tutti i viaggiatori siciliani ed internazionali di conoscere bene la nostra meravigliosa Sicilia. Bene, oggi è un appuntamento internazionale
apriremo questa puntata con il dottor Giorgianni, con la rubrica Chiedimi pure, ma avremo un prestigiosissimo ospite, perché visto che parliamo di internazionalizzazione dei sistemi, noi abbiamo un referente importantissimo in Bulgaria e saremo in contatto oggi, quindi intervisteremo il console d'Italia a Plovdiv ed è il dottor Giuseppe De Francesco, tra l'altro anche membro del consiglio direttivo di Confindustria Bulgaria, e con lui parleremo di imprese, parleremo di investimenti italiani. Lui è tra l'altro è anche un esperto in fondi europei, ci spiegherà un po' quello che è anche l'attuale situazione, per cui un appuntamento da non perdere. Mi raccomando, rimanete con noi. Bene signori, in questo venerdì, come sempre, apriamo la rubrica Chiedimi pure a cura di Giuseppe Giorgianni. Il dottor Giorgianni è qui con noi. Buongiorno, benvenuto dottor Giorgianni. Benvenuta, grazie, buongiorno a tutta la Sicilia. Dottor Giorgianni, noi continuiamo a camminare, abbiamo appena descritto questo appuntamento proprio di ieri con il Milan Urban. In realtà sono tantissimi gli appuntamenti internazionali, sono tantissimi i referenti internazionali. Noi continuiamo a condividere con tutti gli amici di Io Compro Siciliano tanti bei successi, tanti bei traguardi che rappresentano poi punti di partenza. Abbiamo avuto il grande piacere di essere presenti su Millionaire, questa rivista che parla di tutto quello che riguarda il mondo imprenditoriale, una delle più prestigiose, se non la più prestigiosa, e poi ancora Milano Finanza, e poi i referenti nostri a Mosca, in Svezia, in Australia. Insomma, quello che è il canale dell'internazionalizzazione continua ad avere un aspetto importante, dottor Giorgianni. Assolutamente sì, stiamo cercando diciamo che volevo chiarire una cosa, il nostro è un macro progetto, realmente stiamo definendo delle progettualità che toccano un po' realmente tutti i settori imprenditoriali siciliani, e quindi far questo, far inquadrare e far intrecciare tutti i settori, tutte le attività è veramente un lavoro difficile. Turismo, produzione di eccellenze enogastronomiche, artigianato, insomma è veramente complesso. Noi stiamo cercando di portare avanti veramente un qualcosa che non si era mai fatto, cioè cercare di creare la rete per far sì che il Made in Sicily si comincia realmente a vedere molto di più nel mondo. Stiamo veramente facendo i salti mortali, corriamo dalla mattina alla sera. Veramente stiamo dedicando più di 14 ore al giorno a questo progetto che ha 1000 problematiche, ma nello stesso tempo ha 1000 sfide che noi vogliamo vincere. È normale che affrontare un progetto del genere così vasto, così ampio, le varie problematiche giornaliere avvengano, ed è normale questo, però noi stiamo cercando di superarle, stiamo cercando soprattutto di portare avanti un qualcosa che dura nel tempo, cioè andare a creare le basi solide di un grattacielo di 100 piani facendole per 150 piani, quindi andando a creare un qualcosa di solido che possa portarlo negli anni ad avere un successo sempre più ampio. Dal punto di vista internazionale stiamo aprendo sempre più nuovi mercati, adesso ti annuncio che nelle prossime settimane ci sarà anche un referente che verrà qui ad essere intervistato dalla Cina, che sarà il nostro referente lì in Cina. Insomma, stiamo crescendo, stiamo andando soprattutto a fissare degli obiettivi in quei paesi che per noi sono i paesi emergenti, i paesi in cui i prodotti siciliani possono essere bene accetti, possono essere ben adatti a quel mercato e a delle situazioni in cui realmente la nostra artigianalità, la nostra eccellenza possa essere messa in
in primo piano. Dottor Giorgianni, noi ogni venerdì leggiamo insieme quella che è un messaggio, ne scegliamo in base poi agli argomenti da trattare, perché volevo anche dare a tutti gli amici che ci stanno seguendo un riferimento, quindi a tutte le aziende che avessero bisogno di sostegno, di consigli, perché noi diciamo sempre che Io Compro Siciliano vuole essere anche un suggerimento, un sostegno per meglio affrontare anche il periodo, ma anche quelle che possono essere delle forme di investimento aziendale. Quindi scriveteci a chiedimi pure @iocomprosiciliano.com. Vedete scorrere la mail anche in sovraimpressione, per cui potete prendere l'appunto e scriverci, e noi saremo ben felici di rispondere alle vostre mail. Bene, ma entriamo adesso nel vivo, dottor Giorgianni. Vorrei leggere questo messaggio, questa mail, che arriva da Antonio. Antonio scrive: ho un'azienda che da qualche anno ha fatturato una media annua di circa 1 milione di euro. Quali sono i requisiti che un'azienda deve avere per internazionalizzarsi? Dottor Giorgianni. Beh, bella domanda, questa è una bella domanda veramente, perché molte aziende, molti imprenditori pensano che basti il fatturato per andare all'estero. Non è così, purtroppo. Per andare all'estero ci vogliono delle caratteristiche e delle peculiarità che si devono avere per poter affrontare un cambiamento anche aziendale all'interno che li porti a vincere anche in altri mercati. Io vorrei partire dal concetto di internazionalizzazione. L'internazionalizzazione non è altro che la scoperta, la valutazione, l'esplorazione di nuove opportunità imprenditoriali in un mercato internazionale. Cioè, in termini concreti, è un processo di adattamento di un prodotto o di un servizio, di un'azienda pensato per quel mercato, ma deve essere adattato in modo che sia vincente anche in un'altra nazione o in un'altra cultura, perché molto spesso le aziende che vogliono internazionalizzarsi e quindi che vogliono entrare in nuovi paesi devono pensare anche alle differenze culturali che ci sono nel mondo. Naturalmente non si può dare una risposta generica se non si conoscono, o comunque si può dare diciamo più una risposta generica, perché non conoscendo l'azienda di Antonio, se non ricordo male, Sì, Antonio. diciamo che sì, perfetto, non si può rispondere appieno a queste esigenze, però posso dare delle linee guida, delle indicazioni generali che possono dare un senso a questa risposta. Il processo di internazionalizzazione non è sicuramente facile e neanche privo di ostacoli. Spesso quando un'azienda si approccia in autonomia in un mercato estero rischia di partire una condizione di patire una condizione iniziale di disagio, legata soprattutto alla mancanza di conoscenza del sistema politico, economico, legale e sociale del paese. Non si può pensare quindi di varcare i confini nazionali per ottenere subito vantaggi, guadagni, senza poter avere un piano reale di quello che serve per poter affrontare quel mercato. Naturalmente la prima cosa che io consiglio a tutte le aziende è quella di creare, di esaminare lo stato di salute della propria azienda e solo dopo di pensare di andare anche all'estero. Ci sono dei requisiti essenziali che io penso che siano importanti. Innanzitutto una solidità economico-finanziaria dell'azienda. Naturalmente non si può pensare di andare all'estero senza destinare un budget per l'internazionalizzazione. Si devono avere dei prodotti di qualità, ma soprattutto dei prodotti adatti al mercato obiettivo. Quindi se io penso di andare in Cina e produco 10 prodotti al mese, è impensabile su un mercato così vasto. Quindi anche lì si deve scegliere un mercato obiettivo. Si devono avere i prezzi competitivi. Molto spesso le aziende, infatti, che vendono sia nel mercato nazionale sia nel mercato internazionale hanno dei listini prezzi differenziati, perché ogni mercato ha le proprie peculiarità.
E si deve avere sicuramente un sistema di informazione e quindi di comunicazione affidabile. È normale che un'azienda che non ha neanche il proprio sito in inglese, è normale che non può andare all'estero. Quindi ci sono una serie di cose da valutare. Io penso che per realizzare un buon progetto di internazionalizzazione sicuramente occorre procedere a step in una serie di attività. Innanzitutto, quindi, come dicevo prima, un'autovalutazione della propria azienda diciamo, si può realizzare attraverso l'analisi patrimoniale, economica e finanziaria dell'azienda, attraverso un business plan relativo proprio agli investimenti, ma soprattutto a quello che ci si aspetta dal mercato che si va ad affrontare. Uno studio è una ricerca del mercato di riferimento, una ricerca di eventuali partner. Molto spesso è importante avere o andare a trovare dei partner nel paese dove ci si vuole andare, perché realmente se non hai una base, o se non hai una conoscenza del luogo, realmente ci vogliono anni e anni e anni, e soprattutto ci vogliono risorse imponenti. E, ecco, per esempio, una degli errori che molto spesso commettono gli imprenditori è quello di andare e cercare di risolvere da soli o di entrare da soli in un mercato estero. Non si può fare, ci vogliono degli specialisti, ci vogliono delle figure anche tra virgolette come la mia, che si occupa da 20 anni di internazionalizzazione, conosce diversi paesi, non tutti, ma in ogni paese bene o male ha un punto di riferimento solido su cui contare per poter accedere in quel mercato. Naturalmente, infatti, ci vogliono valutazione e assistenza agli accordi di cooperazione, cioè stipulare contratti societari, costituire joint venture, stipulare accordi commerciali. Non basta un buon legale aziendale, ma serve qualcuno che possa strutturare, possa essere vigile sui contratti internazionali, quindi sulla contrattualistica internazionale. Insomma, sono una serie di cose. Per esempio, valutare anche come ottenere finanziamenti o aiuti o sovvenzioni o quel che sia per andare nei paesi internazionali. Per esempio, in Italia abbiamo la SACE Simest, che è un'associazione, è una società per azioni del gruppo della Cassa Depositi e Prestiti, quindi dello Stato, che supporta le imprese in tutte quelle fasi che riguardano i mercati esteri. Ma è normale che per chiedere un prestito alla SACE Simest si deve avere un piano industriale per poter andare all'estero, e quindi si deve avere un business plan, si devono avere delle caratteristiche intrinseche dentro l'azienda per poter andare su questi mercati. Per esempio, ecco, a riguardo della Siemens, in questo momento proprio è uscito un bando dove fino al 31 dicembre 2020 concedono all'azienda una serie di liquidità a tasso agevolato senza la necessità di presentare delle garanzie proprie, e addirittura chiedendo una parte a fondo perduto. Però questo deve essere accompagnato da una serie di documentazioni naturalmente valide, e naturalmente anche andare a realizzare comunque una valutazione finanziaria e commerciale del paese target che si vuole andare ad aggredire. Insomma, ci sono una serie di valutazioni che un'azienda deve essere strutturata per farla. Un po' tutto quello che stiamo facendo noi di Io Compro Siciliano. Noi stiamo cercando e stiamo selezionando tutte le varie aziende per vedere chi e dove può andare quella determinata azienda. Su 2800 aziende che si sono iscritte al nostro form per entrare nella grande famiglia, nel grande progetto di Io Compro Siciliano, stiamo perdendo tempo proprio, ma non è una perdita di tempo, stiamo facendo una valutazione delle aziende in base alla loro capacità. Possono andare in un determinato mercato anziché in un altro. Ci sono aziende che magari potranno solo andare sul mercato nazionale, altre potranno andare in Cina, altre in Giappone, altre in Bulgaria. Dico, ma è in base un po' alla struttura aziendale e a quello che compone l'azienda. Quindi questa è una domanda veramente difficile. Io ho cercato di dare diciamo, una risposta un po' generica a tutte le
le domande che in genere mi fanno quando si presentano, io ho un buon prodotto, perché sappiamo tutti che il nostro prodotto è sempre il migliore, però dobbiamo capire realmente in quel mercato ci si può andare o no, e questo è veramente lo puoi fare solo strutturandoti, ecco. C'è un'analisi, tra l'altro, che va fatta poi da figure professionali, dottor Giorgiani, come lei adesso stava dicendo. Bene, gli argomenti che lei adesso stava un po' spiegando al nostro amico Antonio, che ha scritto appunto, ha richiesto questa domanda, questa informazione per la sua azienda, saranno poi argomenti trattati con il nostro ospite, perché il nostro ospite, oltre a ricoprire la carica di console d'Italia a Plovdiv in Bulgaria, è anche membro del consiglio direttivo di Confindustria Bulgaria, e tra l'altro con grandissima conoscenza di quella che è proprio l'internazionalizzazione in fondi europei anche, e poi di quelli che possono essere i tessuti imprenditoriali proprio nel territorio. Signori, noi siamo felici di accogliere in questo venerdì 31 a Io Compro Siciliano Live il dottor Giuseppe De Francesco, console d'Italia a Plovdiv in Bulgaria. Buongiorno, benvenuto dottor De Francesco, grazie di essere con noi. Buongiorno, grazie a voi e grazie soprattutto per la strepitosa presentazione che mi ha anche creato un attimo di imbarazzo. Assolutamente, il dottor De Francesco è un uomo di grande preparazione culturale ed anche tecnica. Dottor De Francesco, lei ricopre Tra il ruolo l'altro, di scusami, console. Sì, certo. volevo precisare che il dottore De Francesco è anche un siciliano, un'eccellenza siciliana, perché è siciliano e del messinese, quindi questo ci inorgoglisce ancora di più. E infatti il dottor Giorgiani mi ha tolto la sorpresa di dire proprio che mannaggia. siamo felicemente orgogliosi di avere non solo la figura istituzionale, ma soprattutto, così come adesso stava dicendo il dottor Giorgiani, un siciliano. Lei, dottor De Francesco, console, ha grande esperienza proprio di internazionalizzazione. Mi piacerebbe che lei potesse fare il suo intervento per essere anche d'aiuto, per essere ancora di più una finestra sul mondo per tutti i nostri amici di Io Compro Siciliano. Console. Sì, direi, se dovessi sintetizzare con una battuta, che la Bulgaria è la meta ideale per chi vuole internazionalizzare non andando troppo lontano da casa. Qualcuno ha creato la definizione di multinazionale tascabile per indicare le aziende italiane, se rimaniamo al nostro caso, ma in generale di tutti i paesi, aziende che non hanno un fatturato particolarmente elevato, non hanno una struttura molto articolata, preferiscono, hanno la necessità e anche l'obiettivo di investire all'estero, di delocalizzare, preferiscono farlo in paesi più vicini alla madrepatria. Da questo punto di vista la Bulgaria rappresenta, come vi anticipavo, una delle destinazioni certamente da privilegiare. Mi ricordo che Sofia è collegata con le principali capitali mondiali e europee, 2 ore di volo, massimo 3, si arriva a Londra, si arriva a Madrid, ovviamente si arriva in Italia, dall'altra parte si va verso l'est europeo sino alla Russia. Quindi molti imprenditori italiani che nel passato avevano guardato con timore, con remora, all'opportunità offerte dai mercati esteri, con la Bulgaria, se preferite più in generale con i Balcani, hanno trovato una soluzione ideale. Ovviamente, oltre alla localizzazione geografica, ci sono altri fattori che fanno della Bulgaria una meta competitiva rispetto ad altri paesi. Basta sfogliare una guida, e ormai ce ne sono molte di disponibili,
con le caratteristiche del sistema economico, fiscale, giuslavoristico bulgaro, per trovare conferma delle mie parole. Qui in Bulgaria chi ha investito, e molti imprenditori stranieri, tra questi italiani, hanno compiuto questa scelta, chi ha investito lo ha fatto perché trova un contesto economico stabile, trova una legislazione fiscale certamente privilegiata, perché qui esiste un'unica flat tax al 10% sul reddito da impresa e sul reddito personale, quindi tutto molto semplificato. Anticipo un po' il tema che è stato trattato prima. Ha trovato la disponibilità di fondi europei a sostegno dell'ammodernamento del tessuto produttivo locale e ovviamente delle aziende di diritto bulgaro, cioè registrate qui in Bulgaria, quale che sia la proprietà, perché può essere proprietà tedesca, proprietà italiana, proprietà francese e via via dicendo. Ha trovato della manodopera qualificata, anzi da questo punto di vista devo dire che se proprio volessimo trovare un limite dovremmo concentrarci sulla scarsità di manodopera, che è un po' il limite dell'ultimo anno e mezzo, perché visto il flusso continuo e ingente di investimenti comincia a diventare difficoltoso non solo trovare la manodopera specializzata, ma addirittura trovare la manodopera tout court. Questo diciamo che è una prima approssimazione, è il quadro generale. Come vi dicevo, le mie parole trovano conferma, come sempre, nei numeri, nei dati, perché se ci fermiamo a riflettere sulla presenza italiana in questo paese, che è quella che ci riguarda più da vicino e che ovviamente io conosco meglio, vi posso subito dire che le aziende a capitale italiano rappresentano quasi il 10% del PIL bulgaro. Queste aziende danno lavoro a circa 30.000 bulgari e si tratta di aziende grandi, di aziende medie e di aziende come l'amico Antonio che vi ha scritto chiedendo 1 milione di euro. È una cifra sufficiente di fatturato per pensare all'internazionalizzazione? Probabilmente per andare in Cina, in India, in Vietnam, no. Per venire dietro casa, forse sì. Questo, attenzione, non significa che la Bulgaria sia una destinazione low cost, è bene chiarirlo, per evitare di ingenerare equivoci. Ho sentito di recente una definizione: la Bulgaria è la Ryanair o la Wizz Air delle destinazioni dove investire. Ecco, la trovo forse anche al limite offensiva questa definizione, certamente non corretta, perché la Bulgaria è dal 2007 un paese dell'Unione Europea, un paese con delle regole ormai quasi del tutto allineate a quelle degli altri paesi appartenenti alla comunità, un paese dove è conveniente fare impresa per i motivi che vi ho accennato in precedenza, ma ovviamente dove bisogna, e ci mancherebbe altro, rispettare le regole, avere stabilità patrimoniale e finanziaria per investire, dare e ricevere. Diceva prima Giuseppe Giorgianni, come stabilire se il paese è adatto all'investimento? Ci sono una serie di parametri, non in ultimo la capacità di adattarsi al contesto locale. Da questo punto di vista direi che è molto più semplice adattarsi al contesto bulgaro che a quello asiatico, giusto per rimanere al contesto e all'esempio fatto in precedenza. Ci sono delle opportunità. Sì, io volevo proprio, lei adesso è arrivato in realtà durante la conversazione, volevo proprio dire questo: ci sono delle opportunità, ci sono delle possibilità anche, devo dire, rispetto all'attuale attività, immagino, di politica economica post-Covid, da poter utilizzare, di cui poter usufruire per fare investimenti. Sì, direi intanto che forse è banale ricordarlo, ma è bene farlo. Il mondo ormai si divide nel mondo pre-Covid e nel mondo post-Covid.
e forse in questo momento non siamo né pre né post, ma stiamo vivendo questa fase dagli esiti, ahimè, incerti in questo momento. Per cui fare delle previsioni o azzardare dei programmi in questo momento direi non essere un'attività salutare. Mi fermo all'attualità per dirvi che il governo bulgaro, perché vi parlo di Bulgaria, ha reagito con gli strumenti che aveva a disposizione, poi li si possono definire sufficienti o meno, scarsi, buoni, però quelli in questo momento erano le risorse e le possibilità a disposizione e sono state messe a disposizione appunto degli imprenditori che in buona parte, soprattutto nel settore turismo e ristorazione, sono stati pesantemente colpiti dal lockdown. Per cui il governo bulgaro è intervenuto stornando, con il consenso ovviamente degli organismi comunitari dell'Unione Europea, stornando dei fondi che erano allocati o era previsto che fossero allocati per una serie di interventi. Bene, quel budget lì è stato destinato ad aiutare prima le microimprese, poi le piccole e le medie. Altri interventi sono arrivati direttamente a favore del datore di lavoro, intervenendo a sovvenzionare la manodopera per evitare che fosse licenziata. In buona sostanza lo Stato ha finanziato il 60% della retribuzione lorda del dipendente dell'azienda che aveva avuto un calo di fatturato per evitare che l'azienda fosse costretta a licenziare il personale. Sono stati anche approvati e erogati dei prestiti personali di qualche migliaio di euro che comunque, vista il costo della vita e la capacità di spesa qui in Bulgaria, sono una discreta cifra, a condizioni molto agevolate per chi ne ha usufruito. Questo quadro economico, ovviamente di difficoltà, ha trovato una buona base nella stabilità dell'economia bulgara, perché l'economia bulgara è comunque un'economia in salute, con un bassissimo livello di debito pubblico, intorno al 20% del PIL, che sono delle cifre impensabili, ahimè, per noi italiani, e tra i migliori parametri all'interno dell'Unione Europea. Per cui se per esempio domani la Bulgaria, il governo, dovesse decidere di raccogliere il risparmio e di andare sui mercati finanziari, lo potrebbe fare perché avrebbe da questo punto di vista una capacità negoziale importante e accederebbe a del denaro a costo molto, molto contenuto. Non pare essere questa l'intenzione delle autorità locali in questo momento, però se necessario ci potrebbe essere anche questa misura anticiclica da adottare. Devo dire, per completezza di informazione, che nelle ultime 2 settimane in Bulgaria si è formato un movimento di protesta che si è mischiato un po' alle difficoltà di alcune classi sociali. Diciamo che la protesta dei cittadini bulgari è nata principalmente fomentata da uno scontro istituzionale tra le 2 principali figure politico-istituzionali bulgare, cioè il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio dei Ministri. Poi su questo filone si sono innestate altre motivazioni, anche delle rivendicazioni legate alle difficoltà che non si possono nascondere di alcuni settori economici. I bilanci si fanno alla fine, quando si tira la riga e si fa la somma. La mia sensazione è che l'impatto c'è stato, si farà sentire ancora di più in autunno, sarà un momento molto delicato, però ci sono tutti i presupposti in Bulgaria per una ripresa veloce e determinata. Vi ricordo che dopo la crisi finanziaria del 2008 la Bulgaria, tranne proprio il primo momento, non ha mai avuto il PIL in negativo, anzi ha avuto sempre una crescita
moderata, talvolta alta, tra il 3 e il 4% del PIL. Quest'anno ci si attendeva un risultato simile, quindi superiore alla media dei 28, adesso 27 paesi dell'Unione Europea. Ovviamente ci sarà un risultato che sarà influenzato dalla situazione di emergenza sanitaria, quindi ci sarà un risultato del PIL di decrescita e non di crescita, ma i principali istituti finanziari internazionali, i principali attori che studiano il settore, prospettano a situazione invariata, è bene dirlo, visto che viviamo un momento molto fluido, una decisa ripresa già nel 2021 e nel 2022 un ritorno alla situazione pre-crisi. Ovviamente questa è la speranza di tutti noi, non solo per la Bulgaria, ma per tutti i paesi, Italia in primis, coinvolti in questo momento molto, molto complicato, storico, molto complicato delle nostre vite. Console, io volevo ringraziarla per questo intervento che è diventato, e qui vorrei fare una battuta col dottor Giorgiani prima naturalmente di chiudere il nostro appuntamento. Dottor Giorgiani, l'intervento eccezionale del nostro prestigioso ospite di oggi, che è il console d'Italia Plovdiv in Bulgaria, il dottor De Francesco, diventa, come vediamo sempre, opportunità. Io compro siciliano diventa un'opportunità per chi ci segue, per le aziende, anche di potersi confrontare con elementi internazionali di così tanta importanza, dottor Giorgiani. Sì, assolutamente sì. Ecco, proprio caro dottor De Francesco ha fatto proprio un piano completo, ecco, di un paese come la Bulgaria, che è un paese realmente che negli ultimi anni ha avuto una crescita esponenziale molto alta. Dove per esempio i nostri prodotti sono sempre più apprezzati, la capacità di spesa del bulgaro medio è cresciuta e quindi si può permettere anche di andare a comprare un prodotto che costa un po' di più ma è un'eccellenza. E quindi ecco, da tutte queste valutazioni si va ad aggredire, comunque a formalizzare un piano di internazionalizzazione per un'azienda. Quindi veramente sì, ed è quello che comunque stiamo facendo un po', pensando un po' a tutti i paesi e a tutte le nostre particolarità, le nostre aziende d'eccellenza che abbiamo proprio in Sicilia. Posso aggiungere una dottor... cosa? Sì, certo, console. Siccome ho parlato sino adesso di Bulgaria, vorrei concludere dicendo che chi sta all'estero, chi vive all'estero come me, si accorge una volta di più del fatto che l'Italia è un grande paese, spesso ce lo dimentichiamo, ce ne rendiamo più conto vivendo fuori dai confini nazionali. Qua in Bulgaria io me ne rendo conto ogni giorno, il Made in Italy è un brand riconosciuto e riconoscibile. Vi ho detto che la Bulgaria è un paese di opportunità, ribadisco che molti imprenditori italiani hanno colto queste opportunità e hanno fatto una cosa importantissima, non hanno soltanto colto questa opportunità per investire, perché sappiamo che l'obiettivo dell'imprenditore è generare, creare profitto, ovviamente, ma hanno anche trasferito qui in Bulgaria, nella stragrande maggioranza dei casi, una vera e propria cultura di impresa. Fare un capannone per produrre le padelle è tutto sommato semplice, però creare condizioni di lavoro sostenibili, avere un approccio etico, produrre salvaguardando l'ambiente, promuovere il territorio entro il quale si è inseriti. Questo significa non soltanto trasferire know-how tecnologico, significa trasferire un approccio culturale, un approccio imprenditoriale. La Bulgaria, fortunatamente, è ricca di imprenditori italiani che sanno fare bene il loro lavoro. L'augurio è che continuino a farlo qui come in patria e che si esca presto da questa situazione difficile.
Grazie. Io vorrei condividere con lei, console, con il dottor Giorgianni e tutti gli amici che seguono il nostro live, perché siamo proprio a chiusura, alcuni messaggi che arrivano. Lo chef Mariano Carbonetti, spesso ospite, proprio ieri ospite nel nostro format delle 18 con il mitico Francesco Caravello, scrive: la bellezza di Io Compro Siciliano sta nel fatto che vengono analizzate accuratamente molti aspetti economici e culturali della nostra terra nelle sue varie sfaccettature. Tutto il vostro team si merita rispetto e ammirazione per tutto quello che in maniera eccellente fate ogni giorno. Complimenti sempre per la scelta accurata dei vostri ospiti. Fiero di essere siciliano. Chef, noi ti ringraziamo per queste parole che ci inorgogliscono, grazie davvero. Ancora Selina Alcala, è una nostra amica, lei è di origine francese, si divide tra la Sicilia e la Francia. Bonjour a tutti. Io ai live del genere mi piacciono tanto e penso siano proprio che servirà di più alle aziende siciliane. Bisogna capire come si muovono le cose a livello internazionale, come si fanno realmente scambi di affari, così da permettere di allargare il suo campo d'azione ed adattare la sua produzione e il suo team a tali obiettivi. Siete bravissimi e devo dire, Celine, che oggi sia il console che il dottor Giorgianni hanno sicuramente spiegato una pagina importante di quella che è l'economia delle nostre aziende. Amalia Lopinto, buongiornissimo a tutti gli amici di Io Compro Siciliano, ancora un saluto da Milena Travaglia. Grazie per quello che state facendo per noi siciliani, grazie a voi per la condivisione, per quello che ogni giorno condividete con noi. Il Faraone Palermo dice: buongiorno Catiusca, Giuseppe e tutto il nostro bellissimo e speciale popolo di Io Compro Siciliano e la nostra bellissima terra di eccellenze, storia e cultura di Sicilia. Ciao caro amico, ad ancora Roberta Lioto, buongiorno, grande spazio culturale, grazie a tutti gli amici che scrivono nei nostri live, grazie a coloro che seguono i nostri video party e i nostri format, quindi questo delle 12, quello delle 18 con Francesco Caravello e quello del sabato con Io Compro Siciliano Chef, che è uno spazio dedicato ai piatti tradizionali con Alessia Smile and Food. Bene, io tolgo i miei occhiali. Caro console, noi vogliamo ringraziarla di questo suo intervento oggi per il popolo di Io Compro Siciliano. Vogliamo dirle buon lavoro, vogliamo augurarle buon lavoro. Come sempre ringraziamo il dottor Giorgianni, anche a lui e a Davide Morici e a Francesco Caravello, il founder di Io Compro Siciliano, auguriamo buon lavoro, ma signori, non possiamo non chiudere questo appuntamento odierno nel nostro consueto modo. Console, potrebbe per favore avvicinarsi alla camera? Dottor Giorgianni, potrebbe avvicinarsi alla camera, per favore? Venga un po' più avanti. Mi Console. devo preoccupare? No, noi adesso chiudiamo tutti i nostri live perché è un portafortuna in questo modo. Dovrebbe gentilmente ripetere con me, anche lei, dottor Giorgianni, io compro Io compro siciliano. siciliano. Ci piace, Siciliano. questi sono gli uomini che ci piacciono. Grazie console. Spero non solo per questo. No, assolutamente, assolutamente. Questi sono gli uomini che ci piacciono, la cultura, l'arte, la storia, l'intelletto. Siamo realmente felici di aver avuto con noi il console Giuseppe De Francesco, buon lavoro. Grazie al dottor Giuseppe Giorgianni. Con me l'appuntamento è domani alle 12 con Io Compro Siciliano Live. Viva noi, viva la Sicilia. Ciao, buon lavoro e buona vita. Ciao! Grazie.